Pronti? 1, 2, 3. Segnale subito convalidato con Bacco Bacco che va a condurre nei confronti di Zara Numero SLM, 1, Barney veloce Lenny, invece squalificato. Uragano Nero che va a sua volta a chiedere strada e a ottenerla da Bacco Bacco, mentre in terza posizione Zara SLM precede Vamos OP, sollecito con i nastri. Intanto vediamo che Beautiful Day è già a metà gruppo, ha recuperato già molte delle penalità, gli è davanti comunque il favorito Valente FB. Intanto se ne vanno i 400 in 31,3 con Valente FB che anticipa proprio Beautiful Day. Valente FB risale gradualmente dopo i primi 600 metri di gara che se ne vanno in 47,9. Valente subisce però l'anticipo di Zara SLM e Zara SLM va a sua volta sul leader Uragano Nero e ottiene strada in 800 metri. È il nuovo battistrada Zara SLM, Giuseppe Lombardo, che ha anticipato il favorito Valente FB, e del resto anche Zara è un altro dei più attesi. Valente quindi cerca di portarsi sul nuovo leader, seguito da Beautiful Day, chilometro che se ne va in 1,18. In cui il ritmo abbastanza tranquillo, con Zar che continua a condurre, Valente che arriva al sediolo, si trascina Beautiful Day, alla corda è sempre Uragano Nero seguito da Bacco Bacò, poi al largo c'è anche Bolt Numero 6, seguito da Vassallo, Victor Leo. squalificato. Cavalli che ora affrontano l'ultimo giro con un parziale in 15. Zara SLM si mantiene in vantaggio nei confronti di Uragano Nero, Valente FB e Beautiful Day, 600 alla conclusione. Non cambia nulla tatticamente, con Zar che impone il ritmo di gara e Valente che si è adeguato, che ora prova ad attaccare quando siamo a poco più di 400 dal palo. Insiste Valente, seguito da Beautiful, Zar sempre in vantaggio, cede invece Bacco Bacò. Metà della curva finale con Valente che insiste all'esterno, attacca mentre va per vie interne Beautiful Day. Avanza anche Bolt, completamento delle piegate, ingresso in retta d'arrivo. Si presentano ancora Valente all'esterno e Zar con Beautiful all'interno, ma Valente FB nel finale viene a vincere nei confronti di Beautiful Day, che è andato per le vie brevi e ha ottenuto il secondo posto. C'è un 28,6 a chiudere comunque e sicuramente se l'è guadagnata tutta Valente FB con un bel percorso scoperto all'esterno. Beautiful Day può essere soltanto secondo, mentre al terzo finisce ancora Zar SLM. Andiamo a rivedere ora l'arrivo più stretto, 14-16-4 dice al quarto posto Bolt, al quinto Bacco Bacò. Praticamente quelli più giocati sono arrivati al traguardo, con il favorito Valente FB che, guidato con la solita concretezza da Antonio Di Nardo, viene a vincere una corsa che non si era messa nel modo più semplice. Il secondo posto per Beautiful Day, al terzo Zara SLM che ha corso da protagonista, al quarto finisce ancora Bolt e poi Bacco Bacò. 14-16-4, 15-3, questo dovrebbe essere l'arrivo che anche in sovraimpressione è stato messo dalla nostra regia. Aspettiamo naturalmente l'ordine d'arrivo ufficiale. Il successo comunque per il favorito Valente FB, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, per conto della scuderia Conni.